Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Inizio con un ringraziamento alla Regione Veneto e al suo Presidente che ha consentito l'attuazione di questo progetto volto al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale risalente alla Repubblica Serenissima in Istria-Dalmazia e nell'area mediterranea. Devo dire che è un progetto che è il figlio dell'attenzione che l'Ateneo Veneto, soprattutto negli ultimi tempi, ha posto ai rapporti Italia-Grecia. Grazie al past president Giampaolo Scarante che vedete qui e che abbiamo come illustre relatore, che già presidente dell'Ateneo Veneto ma soprattutto già ambasciatore in Grecia, e anche alla competenza e alla volontà fattiva anche della professoressa Caterina Carpinato, nostra socia, già vicepresidente del nostro Ateneo. Ma la bellezza di questo progetto è che ha visto uniti in quella che definiamo da sempre la rete culturale veneta, ha visto uniti Ateneo Veneto, Università Ca' Foscari di Venezia, Università degli Studi di Padova, Associazione Nazionale Studi Neogreci, e so che è qui presente la Presidente che ringrazio, che è anche venuta da lontano, l'Istituto Tedesco di Studi Veneziani, la Comunità Storica dei Greci Ortodossi di Venezia. Questo riprova dell'interesse che gli studi neogreci hanno avuto ed hanno in Italia, soprattutto proprio nel nostro territorio tra Venezia e Padova, in questo dialogo ininterrotto tra Grecia e Venezia, Grecia e Veneto, che guarda al passato ma anche al futuro con nuove prospettive di ricerca scientifica anche portate avanti da ricercatori molto giovani. Il mio è solo un saluto, quindi ringrazio tutti i presenti, ringrazio i relatori e auguro buon lavoro a tutti. Allora, ho preso che tocca a me, quindi inizio io. Buonasera, e innanzitutto voglio dire che sono veramente grato agli organizzatori che mi hanno, come posso dire, associato, coinvolto questa sera in questo incontro in Aula Magna all'Ateneo, che attraverso la presentazione di questo volume, che giustamente è stato citato dalla Presidente, un volume che riguarda Venezia e la Grecia, attraverso la presentazione di questo volume vuole rendere omaggio a un grande filologo, a un grande personaggio che è Mario Vitti. Io non ho conosciuto personalmente Mario Vitti, l'ho incrociato, sono sicuro, in qualche occasione, ma non ho mai avuto modo di conoscerlo bene come devo dire mi sarebbe piaciuto fare. Ma anche perché con la sua opera, che è stata un'opera veramente importante, se voi guardate la bibliografia è assolutamente impressionante, lui ha svolto una funzione che secondo me è straordinaria, quella cioè di compiere una mediazione, nel suo caso in ambito letterario, fra l'Italia e la Grecia, e in qualche modo ha determinato, ha plasmato l'immagine che noi abbiamo oggi della letteratura greca moderna e in qualche modo anche della Grecia stessa. Vi sono personaggi che nella loro vita svolgono un ruolo importante, cioè è a volte contraddittorio, cioè svolgono un ruolo di cesura con il passato, ma anche di apertura verso il futuro. Io da veneziano penso per esempio al libro e al ruolo che ha avuto Aldo Manuzio. Il libro prima di Aldo Manuzio era una cosa, dopo Aldo Manuzio era una cosa completamente diversa. Attraverso le sue rivoluzioni editoriali, tipografiche, ha trasformato quello che era il libro. Diciamo, c'è un prima e c'è un dopo. Qualcosa del genere vi è con la Grecia, cioè c'è un prima e un dopo Vitti, in qualche modo. C'è un modo in cui noi percepivamo la Grecia, la sua letteratura fino a un certo punto, e poi è cambiato. E poi oggi è quello che noi in qualche modo teniamo nei confronti della Grecia. Ecco, vi sono personalità, uomini nel mondo che costruiscono ponti, ponti in senso lato, fra gli uomini, fra le culture, fra le persone. Ecco, sicuramente Mario Vitti era uno di questi. E sono uomini, questi costruttori di ponti, di cui noi oggi avremmo disperatamente bisogno.
Perché la nostra epoca, il mondo in cui viviamo, è un mondo di distruttori di ponti, non di costruttori. Noi stiamo distruggendo i ponti, cioè le relazioni, le interconnessioni, fra gli stati. Lo vediamo dalle guerre in corso, dai conflitti. Lo vediamo dal fatto che l'unico vero ponte che avevamo costruito, che era le Nazioni Unite dopo la guerra, dopo questo grande slancio verso una composizione pacifica dei conflitti, eccetera, le Nazioni Unite oggi le abbiamo ridotte in uno stato che non sono inefficaci, inefficienti. Abbiamo distrutto questi ponti, ma li stiamo distruggendo anche dentro la nostra società. Guardatevi intorno. La tolleranza, la convivenza, sono tutti ponti che vengono prima erosi e poi distrutti. Oggi non ne abbiamo pochissimi. Pensate a qualcosa per me fondamentale, lo spirito critico. Spirito critico significa che io ascolto un altro che ha opinioni diverse dalle mie. Ecco, lo spirito critico è un altro ponte che se ne sta andando. E se ne sta andando nei luoghi dove invece dovrebbe essere presente, nelle università, nei luoghi dove si fa cultura, nella informazione. Lo spirito critico significa che io non critico più le mie opinioni e ascolto solo quelli che la pensano come me. E lo spirito critico, è quello che vi sto cercando di dire in maniera molto rapida, non è un accessorio del nostro pensiero, è uno dei pilastri della cultura occidentale. Senza lo spirito critico, la capacità di metterci in gioco, il dubbio, lo spirito occidentale non ha più senso. Da veneziano devo dirvi che sono molto contento che oggi i due protagonisti siano Venezia e la Grecia, perché sono veneziano ma anche un grande amico e amante, direi, della Grecia, che ho conosciuto negli anni in cui ero ambasciatore, ma che frequento ogni anno sempre con grandissimo piacere. E voglio accennarvi una cosa all'inizio. Venezia ha avuto una caratteristica straordinaria, su cui noi riflettiamo a volte poco. Cioè una cosa che è antica, ma che oggi è incredibilmente moderna. Qual era la ratio esistenziale della Repubblica Veneziana? Faccio questo discorso per poi arrivare alla Grecia, state calmi. La ratio della Repubblica Veneziana era una cosa modernissima, per tanti secoli, lo è stato almeno, era il commercio internazionale. Per intenderci, è quella cosa di cui oggi si occupa la World Trade Organization, che è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che fa esattamente le stesse cose, si occupa del commercio internazionale. È quella cosa che è alla base della famosa globalizzazione, che prevede appunto l'apertura dei mercati, l'apertura dei commerci. Quindi una cosa che oggi è attualissima, ma che allora era solo della Repubblica di Venezia, perché nessun altro Stato aveva queste esigenze. Allora, questa cosa perché ve la dico? Perché questa apertura, questa internazionalizzazione istituzionale di Venezia comportava una cosa molto importante, cioè il fatto che Venezia dovesse essere aperta verso l'esterno. Quando si chiudevano i contatti col mondo esterno, l'intera struttura, il paradigma economico, istituzionale della città di Venezia era in asfissia. Quando i commerci si fermavano, raramente, durante una guerra per esempio, la Repubblica di Venezia era in asfissia. Cioè l'apertura verso l'esterno, lo stabilire ponti, connessioni e contatti col mondo, non era un accessorio, non era una scelta morale o politica, era una necessità economica essenziale. Questa forma di porsi verso il mondo ha rappresentato un unicum nella storia europea, perché noi oggi la pensiamo in maniera, come posso dire, ideale, morale, culturale, ma allora era essenziale, coessenziale all'esistenza dello Stato. Allora, per esempio, questo comportava tante cose per noi sconosciute. Se noi ipotizziamo, all'epoca di cui vi sto parlando, la Venezia appunto dei traffici, dei commerci, dell'apertura sul mondo, se qualche politico veneziano di allora avesse fatto slogan tipo prima i veneziani, basta con gli stranieri, Venice first, non solo sarebbe stato considerato inopportuno, ma sarebbe stato considerato pericoloso e contrario agli interessi della Repubblica. Nel far questo, ecco, vi stavo dicendo, quando questo si interrompeva, le conseguenze erano drammatiche. Noi oggi studiamo queste cose come se fossero ricondotte al passato, ma noi lo stiamo vivendo questa cosa. Quando Venezia è in asfissia perché c'è la guerra col turco e quindi la sua economia si ferma, la sua ratio, la sua mission, direbbero gli anglosassoni, si blocca, è qualcosa che noi stiamo vedendo oggi nella realtà del mondo, perché il mondo di oggi assomiglia drammaticamente in maniera forte a quello di allora. Ma cosa è successo? Allora, ci sono alcuni paesi, come il nostro,
che hanno in fondo questa mission dell'apertura sul mondo. La nostra economia funziona perché abbiamo i contatti col mondo. Se noi domani chiudessimo i confini, l'economia italiana cosa farebbe? Noi siamo un'economia di trasformazione, importiamo e poi esportiamo. Ma noi abbiamo sotto gli occhi quello che è avvenuto e che a volte non vogliamo riconoscere, per esempio con la Germania. La Germania è un'altra economia che ha la mission economica di aprirsi al mondo e vive in funzione del mondo perché deve esportare i suoi prodotti. Con la guerra in Ucraina ha perduto l'energia a basso mercato, ma ha perduto il mercato russo di cui era la prima protagonista e il mercato cinese per altre ragioni di cui era la prima protagonista. E oggi l'economia tedesca è in grave crisi. Abbiamo un esempio oggi di quello che Venezia era allora, uguale, nelle sue corrispondenze. Ecco, e nel far tutto questo, Venezia era anche un ponte con l'Oriente. E qua vengo a un'altra cosa molto importante. Un ponte che dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 è diventato ancora più evidente. La funzione di Venezia come ponte con l'Oriente appariva chiara. Nessun altro paese aveva questa interrelazione con l'Oriente come l'aveva Venezia. Venezia era quasi alterum Byzantium, no? Come voleva il cardinale Bessarione che fosse. Lo era nei fatti, insomma, nella realtà. Un ruolo, e permettetemi questi salti tra passato e presente, che anche oggi Venezia potrebbe svolgere. Quando qualcuno dice una cosa del genere, non lo dice nessuno della verità, ma se qualcuno lo dicesse, secondo me verrebbe da, ma dai, dice, questa è velleità. Un'idea velleitaria, un'idea che non si può fare. Ora, è chiaro che io non penso che Venezia possa svolgere un luogo di ponte fra Oriente e Occidente attraverso le flotte militari, attraverso i commerci. Però sul piano della cultura qualcosa potrebbe fare. E l'idea di porsi come dialogo fra Oriente e Occidente oggi non è così campata in aria. È chiaro che è difficile da fare, perché se fosse facile forse l'avremmo già fatta. C'era John Kennedy che quando fece la conferenza stampa per annunciare l'andata sulla Luna entro 10 anni, un giornalista si alzò e gli disse: Presidente, guardi che questa è una cosa difficilissima. E il Presidente rispose: ma noi vogliamo andare sulla Luna perché è difficile, non perché è facile. Ecco, certamente una cosa per Venezia così sarebbe difficile, non facile, però non impossibile. Certo, oggi non c'è una classe politica adeguata che immagini solo una cosa del genere, ma non c'è nemmeno una società veneziana adeguata. La società veneziana è molto impegnata negli aperitivi, nelle serie televisive, nei viaggi esotici, ma non credo che sia una società in grado di supportare un disegno del genere, no? Anzi, chi oggi fa disegni del genere non viene neanche badato. Ma oggi porsi fra Oriente e Occidente, guardate che sarebbe una missione straordinariamente attuale, perché mai come in passato Oriente e Occidente oggi si trovano in alterità. Oriente e Occidente sono due cose che si sono sempre in qualche modo confrontate, no? Andiamo indietro nel tempo, quando l'impero persiano, il più grande impero al mondo, invade la Grecia e le città greche lo respingono per 2 volte, caspita, lì l'Oriente venne respinto per 2 volte da queste piccole città greche, come se oggi la Repubblica di Malta venisse invasa dagli Stati Uniti e sconfiggesse gli Stati Uniti, una cosa clamorosa, no? Ma poi c'è stato l'inverso, è stato l'Occidente che è andato in Oriente. Alessandro Magno, che in qualche modo prefigura l'idea dell'Occidente che non ha confini, no? Machado, che è un grande poeta greco, dice l'Occidente rompe sempre l'orizzonte, cioè per dire mi pongo un orizzonte e lo rompo e vado avanti, vado avanti, vado avanti. Beh, Alessandro Magno è un po' quello, no? L'idea dell'Occidente, vuole andare all'Indo, vuole andare all'India e arriva all'India, viaggia a 12 anni, fa 28.000 chilometri a piedi, una cosa straordinaria, no? È l'Occidente che invade l'Oriente. E poi c'è di nuovo l'Oriente che invade l'Occidente, l'espansione dell'Islam. Pochi villaggi nell'Arabia Saudita, non era Arabia Saudita allora, invadono il Mediterraneo fino alla Spagna, all'Italia, alla Sicilia. No? L'Oriente che arriva da noi, viene da noi, dialoga con noi ma ci vuole invadere. E poi arriva l'Oriente che attraverso l'impero ottomano arriva a Vienna nel 1600, cioè una cosa incredibile, straordinariamente efficace. E poi c'è il riflusso. C'è di nuovo l'Occidente che con la sua tecnologia, la sua tecnica, soprattutto il pensiero, no? Perché io lo dico sempre ai miei studenti a Padova, le cose avvengono soprattutto perché avvengono nella mente degli uomini. L'Occidente finisce col prevalere sull'Oriente, perlomeno in questa fase, perché cambia modo di pensare. Nel 400, poi nel 500, nel 600 il pensiero, la scienza diventa scienza applicata e diventerà più avanti tecnica e tecnologia e quindi il prevalere dell'Occidente. E quindi l'Occidente è lui che prevale. Ma oggi cosa sta succedendo? Una cosa diversa.
Oggi Oriente e Occidente sono in contrasto, non sappiamo cosa accadrà. È possibile che l'Oriente, la Cina, l'India, la Russia, ormai l'abbiamo spinta noi in Oriente, la Russia, che era invece a metà. Cosa accadrà? Allora, per quello dico che un dialogo fra Oriente e Occidente in qualche modo oggi sarebbe straordinariamente importante. Ecco, questa visione del mondo di Venezia di cui vi ho tratto le brevi è il quadro in cui noi inseriamo la cosa di oggi. Questo è il disegno in cui la inseriamo. Questo rapporto con la Grecia è indirettamente anche l'opera di Mario Vitti. Un rapporto con la Grecia che è lunghissimo, un rapporto straordinario che va dalla Quarta Crociata in poi. Un rapporto bellissimo che è fatto di attualità. Io appena arrivato in Grecia salgo su un taxi e trovo un tassista che mi fa: ma lei è italiano? Sì, di dove? Venezia. Orca, dice, la Quarta Crociata. Porca miseria, dico. Il tassista di Atene che sa della Quarta Crociata. Io posso andare in 100 tassi a Roma, sicuramente nessun tassista di Roma conosce la Quarta Crociata. Quindi i veneziani sono molto presenti lì nel bene e nel male, ma soprattutto nel bene, direi, alla fine, no? Pensate al nostro rapporto con la Grecia, è un rapporto magnifico, abbiamo perfino fatto una guerra assurda con la Grecia, no? Eppure ci siamo dimenticati. Il giorno del no, dell'Ochi, in cui il Metaxas, il dittatore, disse no a Mussolini, è considerata la festa nazionale, una delle due feste nazionali greche. Io sono stato il primo ambasciatore che è andato a fianco del Presidente della Repubblica alla parata militare che celebrava la vittoria sull'Italia. Quindi a chiudere un lunghissimo periodo che non aveva più senso, non aveva più senso di essere. Ecco, forse perché Venezia era così, come posso dire, aperta al mondo. Ripeto, non per scelta culturale. Oggi noi cerchiamo di portare indietro nel tempo delle concezioni di natura ideologica, di natura culturale che sono di oggi. Per esempio, la tolleranza, in come la intendiamo noi, non è la tolleranza che esisteva allora, era impensabile, così mille altre cose, no? Ecco, il rapporto di Venezia lunghissimo fa sì anche che Venezia fosse particolarmente disponibile, forse, alle innovazioni, alle novità, no? A noi è rimasta un'idea, una trasmissione di una Venezia, soprattutto nella parte finale della sua esistenza, Venezia decadente, no? Tutta rovinata, l'arsenale che non costruiva navi, eccetera. Non era esattamente così. Innovazioni tecniche e tecnologiche veneziane ce ne sono fino alla fine della Repubblica, no? Quindi non era così. Ma forse perché era aperta al mondo, Venezia accetta le innovazioni, ma le inserisce nel suo mondo. Quando per esempio nel 1450 avviene una grande rivoluzione, la stampa a caratteri mobili, no? Che fu una cosa straordinaria. Improvvisamente il libro non è più scritto da artisti o quasi su codici meravigliosi che venivano fatti in 1, 2, 3 copie, ed è stato calcolato che un codice di medie dimensioni all'epoca costasse come un appartamento di 200 metri quadri a Manhattan oggi, quindi cose costosissime che nessuno poteva comprare. Il libro invece diventa qualcosa diverso. Ecco, a Venezia e comincia a stampare tanti libri, e stampa libri anche in lingue diverse, perché Venezia è piena di persone che parlano lingue diverse. Ed ecco quindi che vengono stampati tantissimi libri che parlano della cultura greca. E in qualche modo tutto questo fenomeno, che poi io lo dico così, ma qua ci sono specialisti che credo irrideranno alla mia semplificazione, nel corso dei secoli vi era anche un mercato. Venezia non è che fosse sempre avulsa dal mercato, no? Vi era un mercato perché dopo la caduta di Bisanzio moltissimi dotti bizantini erano venuti in Italia, a Venezia, in Europa, perché a un certo punto tornano in auge i classici e ci sono i dotti che vogliono leggerli in greco e quindi bisogna stamparli, bisogna tradurli. Insomma, c'è tutta questa straordinaria effervescenza che dura molto tempo e che è sostenuta e supportata da una comunità greca a Venezia formidabile, piena di iniziative, piena di slanci, piena di idee, che dura per tantissimo tempo, che promuove la stampa dei libri, che ha un sacco di idee e tante innovazioni. Insomma, e questo ve lo dico perché, e qui torniamo a Mario Vitti, perché attraverso tutto questo, come posso dire, noi abbiamo aiutato i greci a sentirsi greci. Cioè, se non ci fosse stata tutta questa roba, questa enorme mole di stampa che Venezia ha mantenuto, allora Venezia era sicuramente il centro dove vi erano le stamperie più importanti in Europa e quindi nel mondo, insomma.
Ecco, se non si fossero stampati tutti questi libri, se non si fosse tramandata questa cosa, i greci sarebbero arrivati al periodo pre-rivoluzionario con una convinzione così salda della loro identità. Guardate che la lunga notte dell'impero ottomano in Grecia è stata lunga, e quella lunga notte aveva affievolito il senso della grecità, dell'identità. Ecco, Venezia in qualche modo ha contribuito a far sì che i greci restassero greci e poi diventassero la Grecia che noi conosciamo. E tutte queste cose Mario Vitti ce le ha raccontate, ce le ha inserite nella nostra mente attraverso tutta quella sua grande azione che è stata poi diretta in tantissime parti e di cui credo oggi dobbiamo essere contenti tutti, perché Venezia nelle sue cose ha fatto questo ruolo di ponte, di mediazione con l'Oriente, che la Grecia era un po' l'Oriente. Per un lungo periodo la Grecia non sapeva se era Oriente o Occidente, non sapeva, era un po' di via di mezzo. Ecco, Venezia ha aiutato anche i greci a sentirsi Occidente, no? A sentirsi dalla nostra parte, da questa parte, insomma. E quindi credo che è stato un ruolo storico molto significativo, molto importante, che non è finito perché Mario Vitti è qualcuno che continua a fare queste cose, ha continuato fino a che ha potuto a fare queste cose. E oggi il fatto che siamo qua, che abbiamo un progetto che parla di Venezia, che parla di Grecia, abbiamo dei volumi che raccolgono interessantissime relazioni. Ecco, tutto questo continua in quella lunghissima scia che sono i rapporti fra la Grecia e Venezia. Grazie. Buonasera, mi scuso di essere in ritardo, mi sono sbagliato. Fra 5 e 6 ho preso l'ora greca però. E sono tanto onorato di questo invito. Parlare di questo libro per me è importante per due ragioni. Primo, che ultimamente è pubblicato in Grecia un libro chiamato Storia di Corfù, è praticamente scritto fra veneziano e greco da una signora, Agni Nunes si chiama. Dunque un movimento sotterraneo che prova che ancora oggi le due culture esistono in parallelo. Dall'altra parte, come il signor ambasciatore ha detto, e voglio sottolineare, la lingua greca moderna nella sua forma di demoteche, dunque questa che si parla, è venuta dall'Italia, è venuta anche dai cenni cattolici italiani, che hanno fatto una lingua di espressione, di comunicazione per gli usi della Chiesa, che è propagata come lingua popolare, volgare, come si chiama, da Scufos per esempio e altri doti, e questa lingua che si ritrova nella riflessione linguistica del Solomos del suo dialogo, senza la scoperta della lingua volgare negli cenni di Venezia, ma non solo, la lingua moderna sarà impossibile nella sua forma che la conosciamo oggi. Certo aveva un'altra, elaborata da Coraïs a Parigi, in un senso essenzialmente differente, che ha vissuto per tanti anni in Grecia, la teoria della Catharevusa, ma non ha sopravvissuto. La lingua che ha sopravvissuto è la demotica. Dunque vi ringrazio di questo onore. Speriamo avervi in Salonico. L'Italia è quest'anno il paese d'onore nel salotto di libro a Salonico, e dunque questa collaborazione avrà un futuro. Grazie.
socio di questa istituzione, dell'istituto dell'Ateneo Veneto, quindi è veramente un piacere averlo qui stasera. E invito adesso la professoressa Caracausi, professoressa all'Università di Palermo di Lingua e Letteratura Neogreca, nonché nostra presidente dell'Associazione Nazionale di Studi Neogreci. Grazie per essere venuta qui. Grazie dell'invito e sono molto felice di essere qui. In realtà io intanto appunto rivolgo un saluto, un ringraziamento particolare all'Ateneo Veneto per l'ospitalità e per averci dato modo anche di realizzare questo volume miscellaneo. Sicuramente è un omaggio a Mario Vitti e Mario Vitti ne sarebbe felice, non solo perché due relazioni, due articoli ampi, soprattutto il primo, quello della professoressa Carpinato, ricordano appunto l'entità del suo apporto, il suo fondamentale apporto alla diffusione, allo studio del greco moderno, ma anche perché effettivamente tutto quello che segue, cioè i diversi contributi che sono raccolti in questo volume, coprono un po' tutto l'arco della grecità, della grecità moderna. Sicuramente Venezia ha un'importanza notevole nello sviluppo dell'autocoscienza greca, come diceva Sua Eccellenza, ha una funzione forse di catalizzatore, però a mio avviso, perché i greci non hanno mai smesso di sapere di essere greci e non hanno mai perso, neanche nei secoli bui, in quel difficile periodo della sudditanza all'impero ottomano, non hanno mai perso però il senso di appartenenza e il senso di autocoscienza, non hanno mai dimenticato di essere greci, sicuramente. Ciò premesso, come presidente, seppure ormai presidente uscente perché avremo a breve le elezioni, devo dirmi particolarmente grata e particolarmente felice del fatto che in questo volume siano confluiti i contributi legati al convegno di studi neogreci dell'Associazione Italiana di Studi Neogreci o Associazione di Studi Neogreci in Italia, perché era da tempo che non riuscivamo a realizzare un convegno. Ci siamo riusciti grazie soprattutto alle due università del Veneto, cioè appunto Ca' Foscari, la professoressa Carpinato, l'Università di Padova, il professor Scalora, e effettivamente hanno preso parte a questo volume con diversi contributi anche molti soci, anche giovani soci giovani appena divenuti da poco soci di questo nostro somatio, potremmo dire. In particolare, appunto, ecco, do una scorsa all'indice, scusate, ecco qui. Cominciamo proprio con le grammatiche, l'identità, e andiamo via via attraverso i secoli, si arriva all'Ottocento, si arriva al Novecento con delle descrizioni, delle opere, degli omaggi in un certo senso, diversi omaggi che vengono rivolti dai greci di passaggio alla città di Venezia. Quindi ne sono affascinati, ne sono quasi un po' stregati e non perdono occasione, come il caso di Uranis e Panayotopoulos, di descriverne le bellezze e di tesserne le lodi. E con questo io penso di aver detto abbastanza, perché a questo punto non mi resta che ringraziare i curatori del volume, cioè la dottoressa Liosato e il professore Scalora, e invitare un po' tutti a sfogliarlo con attenzione e a leggere, se non tutto insieme, se non tutti i contributi insieme, però scegliendo così, come dire, svolazzando da un contributo all'altro secondo i propri interessi e secondo naturalmente anche la propria specializzazione. Grazie alla professoressa Carpinato. Scusate anche un po' la stanchezza. Grazie molto.
Il volume è open access nel sito dell'Università Ca' Foscari, è un'edizione dell'edizione appunto Ca' Foscari, quindi è possibile aprirlo e scaricarlo gratuitamente. Per adesso abbiamo soltanto una prima copia pilota e dopo Natale avremo anche le copie cartacee, che però sono dei volumi che possono essere soltanto dati gratuitamente, perché questo è un progetto che è stato finanziato dalla Regione Veneto. Benissimo, a questo punto ho il piacere di dare la parola alla dottoressa Sofia Chiniadou Scabanis, che è consulente per la gestione culturale del Parlamento greco e che ci onora con la sua presenza. È già stata qui anche l'anno scorso e anche durante una giornata che avevamo sviluppato nel 2017 con Libri Greci a Venezia 2, perché i libri della biblioteca privata del professor Mario Vitti sono stati donati all'Università Ca' Foscari di Venezia, e quindi c'è anche qui la dottoressa Vlassi, che era invece alla prima edizione di Libri Greci. Quindi questa è una continuazione di un rapporto avviato già da tempo. Grazie. Grazie. Cara Presidente dell'Ateneo Veneto, signore e signori professori, signore e signori, gentili studenti e studentesse, è per me un grande piacere di essere qui con voi per la presentazione del bel volume Libri, Storie, Persone e Parole fra il Veneto e la Grecia, miscellanea di studi in memoria di Mario Vitti, pubblicato dalle edizioni Ca' Foscari a cura di Eugenia Liosatu e Francesco Scalora. Questo volume è il fiore dell'incontro dell'anno scorso nello stesso bellissimo locale organizzato dalla storica istituzione Ateneo Veneto nel quadro del 9° Convegno Nazionale di Studi Neogreci. E inoltre il felice prodotto della proficua collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel programma scientifico che fa parte delle azioni biennali Venezia, una città che legge, finanziate dalla Regione Veneto, con il sostegno del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei Beni Culturali. I soci istituzionali di questo progetto sono stati la Biblioteca del Parlamento Ellenico, che ho l'onore di rappresentare, la Società di Lettura di Corfù e l'Università Ionica. Ed è per me una grande emozione perché questo volume è dedicato alla memoria del professore e studioso, l'amato Mario Vitti, che con la sua opera ha plasmato l'immagine che abbiamo oggi della storia letteraria greca moderna. L'obiettivo di questo incontro scientifico è stato quello di offrire agli studiosi di lingua greca moderna l'opportunità di discutere e confrontarsi su diversi momenti e aspetti delle relazioni culturali tra Grecia e Veneto in epoca moderna contemporanea. Le più vive congratulazioni tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa per l'importante attività scientifica ed editoriale che mira a promuovere e diffondere la lingua greca e la cultura greca moderna nel Veneto e in Italia, nonché a far conoscere in modo più ampio gli stretti legami storici, economici e culturali fra il Veneto e le terre di lingua greca. A tutti loro il nostro più vivo ringraziamento per aver agito in sinergia per la valorizzazione del comune patrimonio immateriale e materiale che ha unito e continua ad unire Venezia, il Veneto e la Grecia, dove la Serenissima ha avuto per secoli un ruolo cruciale per lo sviluppo culturale, commerciale ed economico dell'area mediterranea. La partecipazione del Parlamento ellenico ha quindi un particolare valore simbolico e costituisce un'ottima occasione per una produttiva collaborazione scientifica. Una collaborazione che è stata resa possibile grazie alla lunga e proficua interazione che la professoressa Caterina Carpinato ha avviato con i diversi partner. Permettetemi di ringraziarla personalmente per la continua e fruttuosa collaborazione e per il suo eccezionale contributo alla coltivazione e alla diffusione della lingua greca moderna. Grazie anche ai collaboratori e particolarmente i docenti di lingua e letteratura neogreca dell'Università Ca' Foscari, Venezia e dell'Università di Padova
insieme all'Associazione Nazionale di Studi Neogreci. Siamo lieti che la Presidente dell'Associazione, professoressa Caracausi, stasera presente, a tutti i partecipanti all'incontro e ai soci dell'Ateneo Veneto. È una felice coincidenza che il vicepresidente dell'Ateneo Veneto, istituzione attiva da più di 200 anni a Venezia, sia stato per diversi anni il nostro connazionale Emilio Tipaldo, personalità di grande rilievo nella vita pubblica e culturale di Venezia nell'arco della sua lunga ed operosa esistenza. La biblioteca personale di Emilio Tipaldo, considerata una delle più ricche raccolte di pubblicazioni relative alla storia e alla cultura di Venezia in suolo greco, appartiene oggi al Dipartimento della Biblioteca Benachios e delle collezioni di personalità politiche della Biblioteca del Parlamento Ellenico. Essere quindi in queste sale dove ha operato Tipaldo è per noi un ritorno a casa, con la volontà di proseguire in futuro la collaborazione che abbiamo avuto modo di avviare per la valorizzazione e la promozione dei preziosi legami storici che uniscono la Grecia e il Veneto, nel rispetto di chi ci ha preceduto e con profondo senso di responsabilità istituzionale. La ringrazio. Sono un po' commossa perché avrebbe dovuto prendere la parola la professoressa Lucia Marcheselli Lucas, la quale purtroppo non è potuta essere qui per motivi di salute, e quindi tocca a me semplicemente ricordare che sono 30 anni da quando la professoressa Lucia Marcheselli Lucas ha riavviato l'insegnamento di lingua e letteratura neogreca a Ca' Foscari, grazie ad allora un'iniziativa che era stata voluta dal professor Nikos Panayotakis, allora direttore dell'Istituto Ellenico, e a una convenzione che era stata stipulata tra lo Stato greco e l'Università Ca' Foscari. Si è riattivato l'insegnamento della lingua neogreca. Il neogreco era una lingua che sin dall'inizio i padri fondatori di Ca' Foscari nel 1868 avevano voluto come lingua di insegnamento ufficiale, perché pensavano a quei tempi che, appunto, come diceva Sua Eccellenza Scarante, il commercio dovesse essere abbinato alla conoscenza della lingua e della cultura degli altri. E quindi hanno avviato l'insegnamento del neogreco con un docente che era venuto da Livadia, Costantino Triandafillis, che è stato il nostro predecessore. Ma quando Triandafillis nel 1890 andò a servire l'Università Orientale di Napoli, Ca' Foscari è rimasto senza docente di neogreco fino al 1994. Proprio 30 anni fa si è riavviato l'insegnamento grazie alla disponibilità della professoressa Marcheselli, che faceva avanti e indietro tra Trieste e Venezia per alcuni anni, e poi finalmente è stato avviato questo insegnamento. Quindi ho soltanto raccontato una piccola storia e mi spiace che, appunto, non abbia neanche un testo scritto per ringraziarla e neanche i saluti da parte sua, però sono molto emozionata e comunque contenta di essere qui insieme a tutti voi. Ecco, scusate. E do immediatamente invece la parola alla professoressa Irini Papadaki, che è docente dell'Università di Cipro e attualmente visiting scholar all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha avuto modo anche di conoscere i nostri studenti in questo periodo perché è stata professoressa da noi e tornerà nel secondo semestre. E la professoressa Papadaki è stata anche nostra collaboratrice in varie iniziative culturali, ma è stata borsista dell'Istituto Ellenico e noi ci conosciamo da tantissimi anni ormai, e quindi è stata una dei revisori dei nostri contributi nel volume, insieme alla professoressa Iota Zivara dell'Università di Tracia, quindi conosce meglio di tutti quello che c'è scritto dentro questo volume, oltre ai curatori ovviamente. Buonasera anche da parte mia.
Sono molto felice di essere qui con voi stasera e voglio ringraziare prima di tutto Caterina Carpinato per l'invito, sia all'università che nella presentazione del libro di stasera. Vorrei un po' mettere in luce alcuni degli aspetti che emergono, aspetti nuovi che emergono da questo volume che presentiamo stasera. Vorrei però prima cominciare con una mia testimonianza personale. 25 anni fa, nel periodo di Natale, il compianto Mario Vitti era venuto a Venezia per motivi di ricerca, nell'ambito della preparazione di una nuova edizione ampliata e corretta della sua storia della letteratura neogreca. Ho avuto il piacere di frequentarlo presso l'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, dove dimorava in quei giorni. Da giovane borsista come ero allora, non potevo che ammirare il suo costante impegno nell'intracciare fonti primarie, nell'informarsi sulle nuove pubblicazioni sul suo campo di ricerca e nel sottoporre a rigorosa revisione ogni pagina del suo lavoro. Quello che mi colpiva ancora di più era l'incoraggiamento che dava a tutti noi, giovani ricercatori, a seguire percorsi scientifici ancora inesplorati, con l'augurio e anche la sfida di superare un giorno la sua opera. Cosa particolarmente difficile se si considera la portata e la qualità di quest'opera, come si evince dagli studi di Caterina Carpinato e Maria Caracausi nel volume che presentiamo stasera. Credo che Mario Vitti sorriderebbe soddisfatto vedendo questo volume, in cui molteplici aspetti della storia della letteratura neogreca vengono approfonditi attraverso fonti sconosciute o solo parzialmente esaminate, prendendo in considerazione il contesto culturale sia nella capitale dello Stato Veneto che nei territori del Mediterraneo orientale e mettendo in luce questioni fondamentali, come quelle che riguardano la creazione di un'idea di appartenenza ed identità collettiva. Quando appare la nozione di grecità nelle opere letterarie greche scritte in volgare, come dimostra in questo volume Uli Menig, già nella prima metà del Cinquecento, attraverso libri prodotti nelle officine veneziane. È più o meno il discorso che è stato già fatto prima. In vista della loro circolazione a stampa, questi ultimi venivano rielaborati così da poter corrispondere agli interessi intellettuali e ai bisogni ricreativi di persone di un livello educativo medio, usando una lingua più semplice di quella dei doti, ma ancora priva di forti elementi dialettali che limiterebbero il gruppo di lettori possibili. Grazie alla cura editoriale che subivano questi testi si formava e si evolveva anche la lingua greca volgare. Così si sentì la necessità per la redazione e la pubblicazione di una serie di grammatiche greche, come dimostra Mara Dieli, sempre nel libro che presentiamo stasera. Quando apparse per la prima volta il termine Nei Ellines, neogreci? Nel 1675, risponde Francesco Scalora, nel prologo del libro di Georgios Kondaris, Ιστορία παλαιά και πάνιο ωφέλη με τις περίφημου πόλεως Αθήνης, stampato anch'esso a Venezia. Quindi letteratura neogreca, lingua volgare, nozioni di identità che si evolvono tra il XVI e il XVIII secolo, rendendo questi Nei Ellines, neogreci, sempre più coscienti della loro comunità immaginaria, alla detta di Anderson, quella che avrebbe poi dato lo spunto per la lotta da cui si formò lo Stato neogreco. Esistevano parallelamente sopravvivenze del passato bizantino? Sì, risponde Enrico Ceroni, sempre nel libro di stasera, analizzando la vita di Pietro il Grande, redatta da Antonio Catiforos nel XVIII secolo. Il ricercatore individua negli obiettivi di Pietro il Grande tracce di ideologia politica bizantina. Venezia ha fornito il contesto per l'evolversi della storia del pensiero neogreco, soprattutto attraverso il libro a stampa.
Si tratta poi dello stesso mezzo che già alla fine del XV secolo, nella celebre edizione dei libri nell'ortomachi e polifili, rendeva accessibili agli umanisti occidentali nozioni e immagini dell'antichità greca. Queste immagini, come dimostra Theodoros Koutsogiannis, sempre in questo libro, erano tratte dai disegni di uno dei più importanti viaggiatori occidentali dell'epoca nel Mediterraneo orientale, Ciriaco d'Ancona. Il nostro volume affronta anche un aspetto della vita culturale neogreca meno studiato, l'assimilazione degli sviluppi della musica italiana nei territori greci del Mediterraneo orientale. Le risonanze della poesia musicata dei trovatori e dei petrarchisti nella produzione poetica di Creta e di Cipro nel XV e XVI secolo sono evidenziate da Giovanna Carbonaro. Le influenze dell'educazione musicale italiana nel canto artistico e popolare delle isole Ionie sono rintracciate da Giuseppe Sanfratello. Cristiano Luciani, dal canto suo, individua tracce dell'opera italiana nella letteratura e nel teatro greco del XIX secolo. È ovviamente difficile riassumere in pochi minuti le direzioni di ricerca seguite negli studi del libro. Spero solo di aver suscitato il vostro interesse per una lettura più approfondita e di aver interpretato correttamente il fervente interesse di Mario Vitti per la continua evoluzione degli studi neogreci anche al di fuori della Grecia e soprattutto in Italia. Agli autori del volume, ai suoi curatori Evgenia Liossato e Francesco Scalora, nonché alla cara collega Caterina Carpinato, rivolgo anche da questa sede i miei più sentiti complimenti. Grazie alla professoressa Rena Papadakis che ci ha dato un quadro complessivo di questo libro che è molto ampio, complesso e che comunque è un filo conduttore. Il filo conduttore sono appunto libri, storie, persone, parole fra Venezia e la Grecia, che ha messo insieme persone di varia formazione, però tutte con una passione e con una formazione specifica di curiosità e di interesse di ricerca nei confronti della Grecia moderna, e quindi ci siamo messi a lavorare a sprombattuto, e inviterei quindi adesso i due curatori che hanno tenuto le fila di questo volume a fare un saluto e a dire che tipo di avventura è stato per loro la pubblicazione di questo libro. Prego la dottoressa Liossato e il dottor Scalora di presentarsi. A loro si deve veramente il grazie, perché siamo riusciti ad avere questo volume in tempi appunto del giro di un anno, ed inizia una nuova storia dei rapporti tra Venezia e la Grecia. Prego. Allora, da parte mia un ringraziamento per la professoressa Carpinato, anche da parte mia, e al professor Scalora per la collaborazione, ma anche a tutti gli autori con i loro contributi su libri, storie, persone, parole fra Venezia e la Grecia, che tutte hanno generato una storia comune, partendo dal Leptaneso verso Costantinopoli ed oltre, e viste da un nuovo aspetto critico, quello che è stato generato dall'eredità che ci ha lasciato Mario Vitti. Ecco, Prego. forse c'è un applauso per Eugenia, allora se lo gode tutto Eugenia l'applauso. Allora, buonasera davvero a tutte e a tutti. In realtà non era previsto un intervento dei curatori, si garantiva però la loro presenza, così recitava la locandina. Quindi noi siamo qui presenti e con vero piacere in realtà indirizzo anche un ringraziamento generale. Vedo anche una sala piena e questo ci rende molto, molto felici. L'esito tutto positivo di questo progetto, che poi vede come momento conclusivo la pubblicazione e la presentazione di questo volume, in realtà si deve veramente, credo, a due parole che in un certo modo racchiudono alcuni momenti assai importanti della cultura neogreca, cioè Meraki e Filotimo.
a Meracchi è filotimo di una serie di istituzioni che sono state coinvolte all'interno di questo progetto, che ha visto l'Ateneo Veneto come ente capofila, le 2 università vicine di casa in stretta collaborazione e gli enti greci che hanno collaborato pienamente alla realizzazione e al successo di questo progetto. Pensando in realtà però ai termini Meracchi e filotimo, bisogna fare giusto una considerazione, senza alcuna nota critica. Sono 2 parole che sono state utilizzate negli ultimi tempi più volte, no? Vi ricordo semplicemente che filotimo, parola tutta greca, la utilizzò la utilizzò nel suo discorso che tenne tutto in inglese Barack Obama nell'ultimo viaggio che fece da Presidente degli Stati Uniti in Grecia, ad Atene, nel 2016, nel novembre del 2016. Il discorso di Barack Obama si doveva tenere sull'Apnice, questo non fu possibile per ragioni di sicurezza e si tenne invece al Lydrimaniarchos, polmone culturale dell'Atene della crisi di quegli anni. Il termine invece Meracchi venne utilizzato in italiano recentemente dalla nostra Presidente del Consiglio nella Fondazione Guido Carli e in un qualche modo riassumeva quella che era la linea di governo del suo governo. L'utilizzo di queste parole, da una parte la nostra Presidente del Consiglio, dall'altra parte Barack Obama, senza alcuna nota di polemica ben inteso, fa pensare che in un certo modo tante volte abbiamo bisogno di Grecia, no? C'è un'intima esigenza di ritorno alla Grecia. E l'intima esigenza di ritorno alla Grecia si può manifestare in momenti storici assai particolari, momenti storici critici, oppure in alcune circostanze può essere un'esigenza intima, tutta personale. E per chi si occupa di greco moderno, in particolar modo, sappiamo noi bene cosa è questa esigenza di tornare in un qualche modo a casa. E ognuno però, al di là delle sue competenze in greco moderno o meno, ha una sua idea di Grecia e secondo me questa idea di Grecia che ognuno conserva a modo proprio per competenze personali, scientifiche o per esperienze di vita è un'idea assolutamente rispettabile. Meracchi e filotimo sono dunque le parole che hanno contraddistinto questo percorso. E l'altra cosa che pensavo, ascoltando anche l'intervento di Sua Eccellenza Scarante, quello che dicevo poc'anzi di questa esigenza intima di ritorno alla Grecia, è che in un qualche modo i neogrecisti hanno l'obbligo in queste esigenze di ritorno a casa da fare in un qualche modo da ciceroni, no? La neogrecistica serve anche a questo, con un taglio oramai che deve essere inevitabilmente interdisciplinare. Io so che con la professoressa Carpinato su questo punto, su questo tratto siamo assai d'accordo. È bella sì la lingua e la letteratura, e noi siamo docenti di lingua e letteratura neogreca, ma le nostre discipline esigono oramai a gran voce un dialogo continuo con le discipline affini, ognuno nella propria autonomia. I neogrecisti, ecco che in qualche modo, questo libro lo dimostra, no? In questo viaggio che abbiamo fatto da Venezia all'Oriente e dall'Oriente a Venezia, dimostra che in un qualche modo possiamo essere interpreti di un percorso, no? Possiamo aiutare chi ha questa esigenza di ritorno alla Grecia ad avere una visione più concreta, non solamente, non bisogna dire più scientifica, quantomeno più concreta della Grecia. E ci impone ancora una volta, ed è l'ultima cosa che voglio dire, di dominare uno spazio geografico che noi non riusciamo più a dominare, che è il Mediterraneo orientale. Ed è una cosa straordinaria. E quando parliamo di Mediterraneo orientale, io faccio sempre un omaggio a un grande poeta, primo premio Nobel della letteratura neogreca, che è stato Yorgos Seferis, in un suo componimento straordinario che è alla maniera di Gamma Sigma di Giorgio Seferis. Dice Seferis, l'ha tradotto da ultimo la nostra presidente dell'associazione in una raccolta di componimenti di Seferis, dice Seferis: ovunque io vada la Grecia m'accorre. E poi citando l'Agamennone di Eschilo dice: ovunque io vada la Grecia m'accora, sempre la Grecia m'accora, ovunque io vada la Grecia viaggia. E poi c'è questo passo di Eschilo che dice: e se vedete fiorire il mare Egeo di morti, sono quelli che vollero prendere la grande nave a nuoto, sono quelli stanchi di aspettare, in un qualche modo, di aspettare, cosa dice Seferis? Di aspettare le navi che non salparono, che le navi che non salpano. Il Mediterraneo orientale al quale noi siamo abituati è un Mediterraneo orientale ormai di morte, è un Mediterraneo che noi non riusciamo più ad affrontare. E questa invece è una nota polemica cosciente che voglio fare, consapevole. Ecco invece che libri del genere, come Parole, Corpi, Storie, Persone, ci insegnano qualche altra cosa, ci insegnano che
come dire, questi spazi vanno in un qualche modo recuperati, vanno imparati, vanno ripercorsi. E credo che la neogrecistica italiana possa in tal senso offrire un contributo assai importante. Con lo stesso Meraki e con lo stesso Filotimo con il quale noi ci siamo dedicati alla realizzazione di questo progetto, si dedicano anche i nostri colleghi nelle altre università italiane, si dedica la nostra associazione, ed è stata una cosa bella dopo 10-14 anni avere nuovamente un convegno, il 9º convegno di studi neogreci che si è tenuto giusto appunto a Padova e Venezia, e questo è un merito che va anche alla nostra Presidente. Detto questo, veramente ho parlato più del dovuto, meno male che era prevista solamente la presenza dei curatori, ma sono andato oltre e quindi non posso fare altro che ringraziare tutte e tutti. Un po' le conclusioni le ha tratte il professor Scalora, che ringrazio molto perché ha parlato con Meraki e con Filotimo. Meraki significa partecipare a qualcosa, fare qualcosa con il cuore, è una parola che prendono dagli altri, cioè dagli ottomani, non è una parola greca, però la usano con assoluta padronanza e con grande rispetto per una tradizione che ormai è diventata loro. Filotimo, anche questa è una parola che non si può tradurre, perché se la traduciamo letteralmente, senso dell'onore significa qualche altra cosa, e a noi non piace questa cosa del senso dell'onore in quel modo. E invece Filotimo è proprio fare le cose con il rispetto nei confronti di tutto ciò che è prezioso, perché timi e timios è tutto quello che si stima importante. E quindi è avere anche una piccola cosa, è sicuramente una cosa che ha valore. Quindi rispettare il valore delle cose che si fanno, delle cose che si hanno. Quindi sono delle parole intraducibili, perché questa lingua continua a insegnarci il bisogno di capire e di studiare e di indagare questa civiltà, questa lingua, questa cultura, ed è veramente un peso abbastanza notevole che abbiamo. Però i nostri studenti di tutte le età, che sono anche qui presenti, ci danno coraggio e voglia di continuare ad essere presenti sul territorio. Io penso che a questo punto, prima di salutarci, possiamo anche chiedere a qualcuno del pubblico di farci qualche domanda. Ci sono alcuni autori del libro che sono presenti, c'è qualcuno che ha studiato Catiforos come la professoressa Lo Sacco, che è qui in sala, quindi eventualmente può anche chiedere, però non c'è l'autore del saggio di Catiforos, e quindi, o forse c'è anche il professor Cerroni, che è autore del saggio di Catiforos, e quindi eventualmente può rispondere direttamente, è venuto dall'Università di Roma, professor Cerroni. Bene, se c'è qualche domanda, Grazie comunque a tutti voi per essere stati qui così numerosi per questa, festa della lingua e letteratura neogreca a Venezia e a Padova, nel Veneto e nel Mediterraneo, come si sente dalla nostra anche pronuncia, che non è molto veneziana. Dopo 26 anni di Venezia siamo rimasti. Allora, il volume attualmente è scaricabile online gratuitamente sul sito delle edizioni Ca' Foscari. Quindi lei lo può scaricare e può poi stamparselo se ha bisogno, o prendere qualche capitolo, e invece ne avremo delle copie dopo Natale, anche quelle che saranno gratuite. E poi ci sentiamo eventualmente, sì. Qualche altra domanda? Prego. Perché siamo in diretta streaming e poi ecco, quindi se l'avessi saputo, come sia appunto a saperlo prima, no, ma per continuare appunto con un accento non veneziano, io innanzitutto ringrazio tutti moltissimo. Da filologa classica sono all'inizio di questa catena di grecità che arriva appunto fino ad oggi, e quindi per me è veramente una gioia vedere
come una materia, una disciplina apparentemente appartata come la filologia classica abbia in realtà una continuità vivissima e l'abbia ancora anche grazie alle cose che sono state dette oggi e pensate oggi. E in realtà aver sentito nominare dopo tanti anni Catiforo, e la professoressa Papadacchi sa bene, diciamo, come dire, conosce bene la genesi, la gestazione di quel libro, mi aveva molto incuriosita, perché effettivamente la vita di Pietro il Grande è un lavoro al quale poco spazio, in realtà poca attenzione è stata dedicata dagli studiosi, e mi aveva molto sollecitata appunto il riferimento all'ideologia bizantina che percorre la vita di Pietro il Grande, scritta di fatto da un intellettuale che è stato un grande intellettuale della Grecia appunto moderna, e quindi mi ero molto incuriosita e sarei molto felice di sapere di più, e diversamente aspetterò il libro a Natale. Va bene, grazie. Grazie alla presenza in sala del professor Cerroni possiamo immediatamente saperne di più relativamente a questo studio. Grazie. Spero di saper rispondere. No, in realtà nel mio contributo cercavo di mettere in luce due aspetti sollecitati dall'attualità, devo dire, ovvero la rappresentazione delle istanze centrifughe che percorrevano la Russia all'inizio Settecento, in particolare a seguito della battaglia di Poltava, quindi l'elemento ucraino all'epoca ribelle, c'è la vicenda degli atamani che si succedono. Allora la mia domanda iniziale era: che rappresentazione dà Catiforo della vicenda ucraina allora? E la rappresentazione è che la ribellione degli ucraini, insomma il momento di autonomia, il vento di libertà che soffiò sull'Ucraina con Poltava e finì molto male, come sappiamo, nel 1709, è reso in maniera davvero negativa, cioè con un inserto "toca con de procoris e peretero". Il male non andò innanzi, è tradotto poi, perché la vita di Pietro il Grande è sia in italiano sia in greco. Quindi avevo visto un'istanza bizantina fra le tante poi che percorrono l'opera, nella censura di tutti gli elementi centrifughi. Insomma, il potere deve essere uno, imperiale, e fra l'altro proprio nel 1721 viene costituito l'impero russo per iniziativa di Pietro il Grande, quindi si riesuma la qualifica di Vasilevs, di zar, di imperatore, nonostante le resistenze che ancora c'erano. Allora, appena 10 anni prima, il senese Burlamacchi aveva rifiutato in maniera decisamente ben argomentata la pretesa di restaurare un impero, insomma di dare allo zar questa qualifica. Quindi erano questi due elementi, insomma, che avevo cercato di mettere in luce: da un lato quello centralistico, imperiale, che rinasce sotto l'egida, sotto il segno dell'eredità bizantina, dall'altro la critica delle periferie ribelli. Ecco, spero di aver risposto adeguatamente. Prego. Grazie. Se c'è qualche altro intervento, qualche altra curiosità? Niente? Allora ringraziamo intanto tutti gli intervenuti, perché hanno dedicato parte del loro tempo ad essere qui con noi stasera, e quindi grazie infinitamente per essere venuti ad ascoltare qui in questa splendida sala la presentazione di un volume miscellaneo che però, come vedete, tante voci e tante persone diverse hanno lavorato per la realizzazione di questo. Chi è venuto da lontano per essere presente qui, i relatori che sono stati nei tempi proprio essenziali di questa iniziativa, senz'altro l'Ateneo Veneto, che è stato capofila del progetto, ma è sempre la casa di tutti i veneziani e anche dei greci veneziani, come abbiamo visto, e questo costituisce un altro dei tanti percorsi condivisi con istituzioni greche, con persone che lavorano tra Venezia e la Grecia. Quindi grazie molte, Presidente, per questa iniziativa, grazie a tutti voi e buona serata.